e se dovesse succedere che il progetto viene approvato, sicuramente valuteremo un ricorso e addiremo le vie legali. Il fronte è compatto. Il fronte è assolutamente compatto. Sarà battaglia in questo angolo di territorio moglianese tra la tangenziale nord e via Cavalleggeri, dove un'azienda di Bolzano vuole insediare un mega impianto fotovoltaico, 13.500 moduli su 9 ettari di terreno agricolo. Una ferita innanzitutto per il paesaggio tra il fiume Zero e alcune ville venete di prestigio. Questa è un'area con un'alta valenza paesaggistica. Ci sono tantissimi altri luoghi dove può essere fatto questo impianto o possono essere fatti questi tipi di impianto. A ribadirlo con una sorta di presidio unitario tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale. Mai stati più compatti di così, proprio perché prima di essere politici di una parte o dall'altra siamo cittadini moglianesi e la nostra terra viene prima di qualsiasi altro nostro interesse personale. Nessuno dice no al fotovoltaico in sé quanto alla location, a cominciare dai residenti. Verrebbe costruito sul giardino dei nostri giardini di casa e addirittura andrebbe a far perdere di valori, diciamo, le nostre proprietà. Ci sono le alternative, possono essere trovate sia in Comune di Mogliano Veneto che in altri luoghi ovviamente, ed è evidente che la ratio della norma non è quella di andare a deturpare il paesaggio o insediarsi in zone rurali che sono comunque antropizzate e che quindi possono portare più nocumento che beneficio. Gli occhi di Mogliano sono ora puntati sulla commissione tecnica regionale chiamata a dare il proprio parere tramite PAUR, il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Intanto abbiamo incaricato un consulente di fama, veramente all'altezza della situazione, e all'occorrenza si procederà anche con un incarico legale, sicuramente sì. Il 10 marzo potrebbe esserci, stando all'iter, la presentazione del progetto dell'azienda alla popolazione, ma la linea del territorio è già tracciata.